Giacomo Deon e Luca Da Corte, presidente nazionale, rispettivamente presidente nazionale di alimentazione e confartigianato e presidente nazionale della pasta fresca. Allora, la Confartigianato Nazionale Alimentazione partecipa con un grande spazio e una grande iniziativa al Vinitaly e vorrei sapere... Andrea, abbiamo un piccolo spazio, ma dove stiamo avendo un successo strepitoso e devo dire grazie a Confartigianato Verona. Perché solo ieri nella prima giornata i nostri chef siamo sulle 900 degustazioni. Sì. Poi va per beneficenza, quindi diciamo che è stato veramente un successo. Un successo straordinario, e state dimostrando che gli artigiani sono organizzati, sanno fare bene il loro mestiere e hanno prodotti che attirano la gente, perché in realtà c'è un'offerta molto ampia di alimentazione dentro il Vinitaly, ci sono ristoranti, ci sono angoli dove cucinano, ci sono chef, quindi il fatto che ci sia la coda a questo stand è un'esperienza veramente illuminante per quanto vi riguarda. Sì, infatti, secondo me la nostra mossa vincente, come sempre, l'artigiano è la limpidezza. Noi non nascondiamo niente a nessuno, li produciamo, abbiamo coinvolto anche delle scuole alberghiere sia di Padova che di Vicenza, perché siamo a Verona, quindi cerchiamo un po' sul territorio. Insieme ai ristoratori nazionali abbiamo cercato di dare un'offerta di produzione e di mescita, un prodotto fatto sul posto, fatto qui. Qui abbiamo prediletto ovviamente i prodotti veneti, ma abbiamo su 70 metri quadri 12 aziende che arrivano dalla Puglia, che arrivano dalla Liguria, che arrivano dal Friuli. Abbiamo veramente una fantasia di gusti e di proposte bellissime. Avete fatto anche un programma molto intenso, una degustazione all'ora per ogni giorno, dalle 11 di mattina alle 4 di pomeriggio, quindi sono 30 appuntamenti, degli show cooking, quindi entra veramente in attività l'esperienza artigiana anche dei ristoratori che vanno a spiegare i prodotti e gli abbinamenti. Beh, i 7 show cooking hanno un senso, perché sono 7 le province del Veneto, quindi ogni ora c'è uno show cooking abbinato a una provincia, ma non solo, abbiamo avuto modo di fare, grazie ai nostri chef, 2 show cooking nell'area ufficiale della fiera, che hanno avuto un successo, devo dire, strepitoso. Quindi l'aggregazione nell'alimentazione funziona? Sono 3 i consorzi, perché c'è il consorzio di tortellini di Valeggio di Verona, il consorzio della pasta fresca di Vicenza e il consorzio del Cazzunziei, che di fatto è nelle cose perché è già partito lo scorso anno, quindi in Veneto abbiamo la fortuna di avere 3 disciplinari della pasta fresca. Non è una cosa da tutte le regioni, questo va veramente precisato. Ma l'aggregazione non è una cosa semplice da fare nell'artigianato, quindi l'alimentazione è un passo avanti anche su questo. Beh, sono anni che l'alimentazione in Veneto ha nell'aggregazione e nel gruppo la forza di essere visibile nei confronti del pubblico. È una cosa alla quale noi abbiamo sempre tenuto e penso che ormai anche oggi ho visto dei colleghi e dei funzionari di altre province, di altre regioni rimanere scioccati, devo dire, da quello che stiamo facendo in questo spazio. Non solo, ma chiedendo di poter partecipare anche loro nelle prossime edizioni. Devo dire che noi, questa è la 3ª edizione, avevamo chiesto già dalla prima la partecipazione, è sempre molto difficile, però quando hai un gruppo come quello veneto e devo dire anche come quello nazionale nell'alimentare, no? Non solo per la pasta ma per la panificazione, per la pasticceria, per la gelateria, avere i gruppi diventa facile lavorare.